Restiamo sulla giornata internazionale di fisica medica e sanitaria per ascoltare l'intervento del direttore dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, Francesco Campanella, il quale parla tra l'altro dell'importanza dell'energia nucleare e di cultura della sicurezza nucleare diversa. Avere creato una correlazione fra il tema dell'energia nucleare e il tema della fisica medica all'interno del programma scientifico della Giornata Internazionale della Fisica Medica è certamente un'opera meritoria. Da direttore dell'Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, autorità regolatoria indipendente per i temi della sicurezza nucleare e della radioprotezione, posso testimoniare che la fisica medica ha oggi un ruolo importante da un punto di vista culturale nell'approccio ai temi riguardanti l'energia nucleare. Sappiamo che in Italia c'è un dibattito molto acceso intorno alla possibile opzione di ripristino di una fase di produzione di energia nucleare finalizzata a creare i presupposti di un'indipendenza energetica nazionale. Ma noi sappiamo molto bene che l'energia nucleare è purtroppo un tema divisivo, sempre meno divisivo, ma ancora un po' divisivo, nel senso che è una materia che si presta a una percezione a volte emotiva e poco matura di quella che sono le possibili implicazioni legate all'utilizzo dell'energia nucleare. Questo viene molte volte anche da una mancata consapevolezza di quella che già oggi è l'impatto che l'energia nucleare ha a livello sociale per i cittadini. Ecco perché portare alla conoscenza della collettività l'importanza della fisica medica aiuta anche allo sviluppo di un dibattito sull'energia nucleare che risulti più maturo, più consapevole, meno frutto dell'emotività. Poter correlare l'energia nucleare non ai temi della guerra e della distruzione, che tradizionalmente sono quelli che l'accompagnano, ma ai temi della vita, ai temi della sicurezza delle cure, ai temi della possibilità delle cure, è un cambio di prospettiva che può diventare epocale e può aiutarci a creare una cultura della sicurezza nucleare diversa. Chi meglio del fisico medico e quale disciplina migliore della fisica medica può testimoniare l'importanza dell'energia nucleare oggi nei suoi vari utilizzi, che sono utilizzi che aiutano i cittadini, che consentano ai cittadini di poter vedere tutelate al meglio le proprie prerogative e la propria sicurezza. Quindi portare i temi della fisica medica alla collettività e rendere manifesta l'importanza del fisico medico all'interno delle nostre strutture di cura aiuta indirettamente anche il dibattito dell'energia nucleare ad arricchirsi di un capitolo diverso, di un capitolo nuovo. Un capitolo che deve partire dalla consapevolezza di quello che è l'oggi. Capire meglio l'oggi del nucleare italiano consentirà di affrontare meglio le eventuali sfide del nucleare sostenibile di domani.